Nonostante qualche giorno di ritardo dovuto principalmente all'organizzazione del cantiere stesso, Girgentiacque ha mantenuto l'impegno assunto con il signor Gaspare Stagno e in mattinata una squadra di operai, con il responsabile della società per Favara, Criscimanno, si è recato in via Giovanni Lombardo per risolvere il problema che aveva indotto l'abitante della zona a richiedere l'intervento della rubrica La Voce del Cittadino. E come ricorderete, nel magazzino di proprietà del signor Stagno da circa 5 anni delle infiltrazioni di acqua mettevano seriamente a rischio la staticità dell'edificio. A seguito della segnalazione del cittadino, Girgentiacque si era immediatamente recata sul posto per verificare le cause del disagio. I loro controlli hanno accertato che il problema derivava dall'ostruzione della condotta fognaria. Questa mattina gli operai sono tornati nella stretta viuzza retrostante la chiesa del Carmine per realizzare 12 metri di nuova condotta con la posa in opera di nuovi tubi in polietilene. Soddisfatto dell'intervento risolutivo si è detto lo stesso Gaspare Stagno, che da 5 anni si è visto più volte sballottato dagli organi potenzialmente competenti in contrasto tra loro per la competenza degli interventi. Da segnalare come, a prescindere dalla padronanza della lingua italiana, solo la pubblica richiesta di ottenere un diritto dovuto ha fatto sì che il problema venisse risolto e di questo deve essere dato merito al signor Stagno che, incurante di ciò, ha preferito metterci la faccia a differenza di chi invece fa qualcun altro che preferisce solo lamentarsi o peggio ancora infischiarsi dei disagi altrui, ma intanto lui si è visto risolvere il problema. Dopo 5 anni nella morte di mio padre vedevo che pioveva e io ho sollecitato il Costello una volta e lui già si sono messi al lavoro, tutte queste cose. Stamattina già scavano i tubi, tutte cose ce l'hanno sul furgone per lavorare. Ringrazio a tutti.